Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la celebrazione dell'Eucaristia. Iniziamo con il canto numero 81. In me la tua volontà, nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, ma liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi il nostro ordine francescano celebra la memoria di una grande santa francescana, Santa Margherita da Cortona. Fu penitente del terzo ordine francescano. Nacque a Laviano, in Toscana, vicino a Cortona. Ecco, nel 1247. Ecco, è rimasta orfana di madre, incompresa dalla matrigna, fu indotta a seguire un giovane a Montepulciano, dove le nacque un figlio. Rimasto ucciso tragicamente l'uomo con cui viveva, Margherita, colpita dalla grazia divina, si convertì a Dio con tutta l'anima e iniziò una via di grande austerità e penitenza. Stabilitasi a Cortona, entrò nel terz'ordine francescano e si dedicò, oltre che all'educazione del figlio, al servizio dei malati, per i quali fondò un ospedale. Visse in assoluta povertà e in continua preghiera. Amò ardentemente Gesù crocifisso ed ebbe da Dio grazie e doni straordinari. Morì a Cortona il 22 febbraio 1297 e fu canonizzata da Benedetto XIII il 16 maggio 1728. Chiediamo all'inizio di questa celebrazione perdono di tutti i nostri peccati e chiediamo al Signore di poter fare anche noi questa esperienza ardente del suo amore e del suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.
e supplicò la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che non vuoi la morte del peccatore, ma la sua conversione, come hai richiamato Santa Margherita dalla via della perdizione a quella della salvezza, concedi anche a noi di liberarci dalle catene del peccato per dedicarci totalmente al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo 2. Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Le disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Le disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Oggi il Signore ci parla attraverso la vita di questa grande santa, una delle più grandi sante donne, dell'ordine francescano. E siamo quasi agli inizi dell'ordine che ha fondato San Francesco. Se fossi regista io, se avessi queste capacità, farei un film su questa santa straordinaria, un film, perché ci sono tutti gli ingredienti per narrare questa storia meravigliosa, fantastica. Una bella ragazza, rimasta orfana, ma era tanto bella. Pensate che era giunta alla fine della sua vita a graffiarsi il volto perché si lamentava con il Signore perché l'aveva fatta troppo bella. E questa sua bellezza l'ha portata a vivere un'esperienza lontana dal Signore, nel peccato, una vita centrata su di sé, sulla sua bellezza, sul suo fascino. E il suo padre è convolato in seconde nozze e ha portato in casa una donna che era invidiosa di questa figliastra, della figlia dell'uomo che aveva sposato. E non l'amava, la maltrattava, la umiliava, un po' come Cenerentola. E questa ragazza soffriva della mancanza di affetto. Il papà era dominato da questa donna e non si prendeva cura di lei. E lei voleva un abbraccio, voleva un po' di affetto. E l'ha trovato questo affetto in un cavaliere di Montepulciano. Aveva dei possedimenti nei paraggi del suo paese. E questo cavaliere molto ricco, facoltoso, si era innamorato di questa ragazza fantastica, se l'ha portata via. Pensate a quei tempi, nel 1200, condurre una vita senza sposarsi era una cosa incredibile, inimmaginabile. Per noi oggi tutto questo è normale. Ma a quei tempi era uno scandalo. E questa donna, Margherita da Cortona, è scappata come mendicante di affetto, di amore, di comprensione, ed è andata a convivere con quest'uomo che l'aveva portata nel suo palazzo, ma non era stata accolta dai fratelli, dai parenti di questo cavaliere. Ed era sopportata. Lui diceva sempre: ma io ti sposerò. E hanno avuto un figlio, quindi una peccatrice pubblica, era una donnaccia considerata così dalla mentalità di quel tempo, dalla cultura, ma lei tutto sopportava per amore.
cercava l'amore, cercava l'amore. E poi ha compreso che il vero amore lo trovava nel Signore, il vero amore. E cosa è successo? Che hanno fatto fuori il suo compagno, questo cavaliere, è stato ucciso e lei è rimasta sola, col suo bambino di 7-8 anni, è stata scacciata dal palazzo, non sapendo dove sbattere la testa, è scappata, è ritornata a casa e il padre le ha chiuso la porta in faccia, le ha detto: non posso accoglierti perché la donna che ho sposato non ti vuole, è invidiosa, è gelosa di te. E il padre ha scelto la compagna e non sua figlia. E lei con questo ragazzino, non sapendo dove andare, è andato a bussare alla porta del guardiano del convento di Cortona. E il padre guardiano aveva 2 signore un po' nobili che avevano un palazzo e ha chiesto la carità di accogliere questa creatura, Margherita da Cortona. E lì ha iniziato il suo cammino di conversione. Si è gettata tra le braccia del Signore, ma ha fatto sul serio. Ha chiesto perdono di questa sua vita in cerca dell'amore e poi si è immersa nell'amore di Dio. È diventata una grande santa che ancora la ricordiamo. E ha costruito perfino, come avete sentito, un ospedale. Il suo bambino poi è diventato frate, l'hanno accusata di aver abbandonato il figlio, ma lei amava, insomma, ha scritto delle lettere bellissime su suo figlio. Guardate, una storia bellissima, una storia commovente, una storia che mette in risalto come il Signore è capace di rovesciare la vita di una creatura quando sa buttarsi in Lui, quando una persona sa avere tanta di quella fede che vuole e desidera cambiare. E Margherita ha fatto una cosa bellissima nella sua vita, ha fatto felice Dio, perché Gesù nel Vangelo ha detto: c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E Margherita ha amato così appassionatamente Cristo crocifisso da diventare una santa, un punto di riferimento per la città di Cortona. Io quando vado a Cortona non posso tirare dritto, devo andare in quel santuario dove c'è il suo corpo. Hanno costruito un santuario bellissimo vicino alle celle di Cortona, dove aveva vissuto per un po' di tempo anche San Francesco di Assisi, e le celle di Cortona sono affidate a noi frati cappuccini. E allora devo sempre fare una scappata al suo santuario bellissimo, no? Tenuto dai frati minori, per ritemprarmi. Abbiamo bisogno tutti, sapete, ecco, di ricevere uno stimolo, una forza per poter convertirci. Margherita ci dice che è possibile cambiare vita, è possibile migliorare, è possibile amare il Signore con tutto noi stessi, è possibile. Per quanto possiamo essere caduti in basso, il Signore ci tira sempre su e ci trasforma in un capolavoro. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Diacono, sì. Quello che ho voluto assumere.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di propiziazione che ti offriamo, Signore, si ottenga per intercessione di Santa Margherita la pienezza del suo perdono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza di Santa Margherita, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio dei santi, la loro fraterna intercessione, ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. Noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffuso su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Silvana e Placido, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Margherita da Cortona, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E chiediamo anche noi il dono della conversione, chiediamo al Padre questa grazia. Ecco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimetiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo, per la vita eterna. Gesù, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
detto a Dio, senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me, custodiscimi. Mia forza sei tu, custodiscimi. Mia gioia Gesù, custodiscimi. Mia forza sei tu, custodiscimi. Mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Via verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai, custodiscimi. Mia forza sei tu, custodiscimi. Mia gioia Gesù, custodiscimi. Mia forza sei tu, custodiscimi. Mia gioia Gesù. Preghiamo. O Dio presente e operante nei tuoi sacramenti, illumina, infiamma il nostro spirito, perché ardenti di santi propositi portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per l'intercessione dei santi Margherita da Cortona, San Leopoldo, scenda su di voi la potente benedizione del Signore. Il Signore vi guardi, vi benedica, volga la sua faccia verso di voi, abbia di voi misericordia e vi doni pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu hai dato al mondo Cristo nostro Salvator, Madre sei di Gesù, sì benedetta tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
Aranci hai tutta la libertà che vuoi. Scegli conto corrente Arancio e hai il 4% per 12 mesi su conto Arancio. Senza vincoli e senza accreditare lo stipendio. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il Tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale. Nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate. Ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte camper. Possibilità di richiedere sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Migliaia di anziani veneti rischiano di perdere le esenzioni del ticket sanitario. A lanciare l'allarme è il sindacato FNP CISL, che ormai da tempo ha preso a cuore il tema. Il rischio si estende ai pensionati in nuclei familiari, il cui reddito complessivo supera i 36.000 euro lordi l'anno. Se a livello nazionale il governo ancora non fa nulla, ci sono regioni che hanno già cercato di arginare questo rischio, ma non il Veneto. Il limite dei 36.000 euro è stato stabilito nel 1998, in lire ammontava a 70 milioni, una cifra che è stata trasformata in euro e mai aggiornata negli anni. Con una rivalutazione media di una pensione medio-bassa si supera tranquillamente il limite familiare di 36.000 euro. Questo naturalmente impatta fortemente e crea anche difficoltà verso le nostre famiglie. Noi abbiamo chiesto alla Regione di intervenire attraverso una legge regionale che dà la possibilità